Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace festeggia quest'anno i 25 anni con molti eventi, con artisti, intellettuali e giovani e anche con un francobollo speciale. Davide Piriocos. La pace, ricordiamocelo, si vive e si costruisce quotidianamente, non è solo un evento, è un vissuto che va consumato nel senso più bello e più nobile di giorno in giorno. Sono tempi tristi per chi si impegna a favore della pace. L'invasione russa in Ucraina, la guerra a Gaza approfondiscono divisioni e rancori, eppure la strada del dialogo si può sempre aprire. Io credo che la cosa più importante sia riuscire a immaginare un processo che porti verso una possibile pace, cioè essere realisti su questo, non prenderci in giro. Però lo sforzo deve essere fatto congiunto. In occasione dei 25 anni, la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace farà stampare un francobollo sia in Italia che in Vaticano. Con l'annullamento in contemporanea nei due stati si vuole rendere omaggio a due figure che in questi anni si sono distinte. Oggi come oggi, secondo me, ci sono due figure che hanno un valore veramente elevato su questo, che si sono in questi anni espressi sempre, non solo per la pace ma anche per un processo proprio di questo genere. E secondo me, questo ringrazio moltissimo, la figura del Presidente della Repubblica, che ha dedicato tra l'altro nel suo discorso di fine anno una pagina importante sul tema della pace, e dall'altra parte chiaramente Papa Francesco. In cantiere una grande conferenza per il dialogo tra religioni proprio a Venezia.